in senese per piacere. Ma lui, perché questo adesivo qui? De lungo in senese per piacere, perché così si vede e si lese e la resta. Non capita spesso di trovare le cose scritte in senese, è vero? Sì, vuol dire che tanti altri cominciassero a avere delle iniziative anche meglio di questa. Perché ti precisamente cosa ti fai? De preciso, non ti fai solo gli adesivi, ti fai anche dell'altro. Sì, ho cominciato a tradurre per gusto, per piacere, piglio un libro, mi piace, e dico, ma vorrei provare a tradurlo. Trovo degli amici che ne sanno ben più di me, Enrico Carlini, o grande Enrico Carlini, grazie al professor Bampi che me l'ha fatto conoscere, mi danno forza, mi danno coraggio per continuare. Il senese per me è la lingua do che sono stato tiosciù in senese dai messiavi. L'italiano è la lingua da testa. Ma non deve essere manco facile però fare certe traduzioni. Come ti riesci? Non è solo fare una traduzione, perché ti fai una traduzione letterale dall'italiano alla resta in italianismo. Che una ricerca, quando mi manca una parola, Rico come si scrive, come si dice, come si può dire in senese, come si può rendere in senese. E quanto è importante a passione in questo lavoro qui? È tutto, per chi come me il senese è la lingua do che. E allora è quello che ti porta avanti e non finisce mai, perché quando ti finisce un libro ti hai un progetto per fare un altro, perché è così bello, perché poi ti lesi e non è tanto lo feto me, se no ti lesi in senese. Però delle volte che da gente che dice ah sì, io parlo senese, però ti sai quando magari è da lese, ma è vero che è così difficile imparare a lese o senese. Come tutte le cose bisogna cominciare. I nostri vecchi hanno trasmesso il senese parlando. Non lesevano, neanche scrivevano il senese, non sapevano manco leggere o scrivere l'italiano. Voglio dire, quando arrivano a terza elementare le asa tanto. Ma ti hai fatto anche delle traduzioni dei libri per i figli, per i figli, è vero? Sì, perché le nuove generazioni dobbiamo puntare in le nuove generazioni. Fra noi altri, gente più grande, benissimo, siamo contenti di quello che possiamo leggere, possiamo sapere, però è importante trasmettere a chi è un nostro presente e un nostro avvenire. Ho fatto questi libri per cercare di andare in scuole e normalizzare un po' il senese. E i tuoi lavori dove si possono trovare? Si può chiamare Fabio Farina. Se ti chiamano, ti trovano? Ma trovano, sì. E tieni qua di leggere qualcosa? Qui l'uomo che cantava gli erboi, do Gian Giono, che è un libretto piccin, però non è tanto piccin quanto è profondo. O parla di questo signore che in una regione da Francia, in una montagna pelà, ha ripopolato di erboi, o Sernia e Giande, e Cibunge, de sento in sento le andava cantando, e poi sono passati 30 anni, e dopo 30 anni dove non c'è niente. Che è un bosco. E il libro comincia così: perché la personalità dell'uomo ha mostre di qualità eccezionali per davvero, bisogna avere la fortuna di poter osservare la sua azione in tutti passati anni. Se stazione chi ha l'essenza ogni egoismo, se l'idea che guida ha una generosità senza pau, se con assoluta seguezza uno la mai cercò nessuna ricompensa e per de ciù o la lasciò in tuo mondo tracce visibili, se troviamo a lui senza poi ad sbagliare davanti a una personalità indimenticabile. In 1913, in quella frazione di una dozzina di case che stava 3 persone. E andi sarveghi, se odiavano, vivevano di caccia qua ciapua, più o meno erano in tuo stato fisico e morale di uomini da preistoria. E urtighe impivano un spazio tutto in giro e so case trascurate. A sua condizione aveva senza speranza, non aveva nient'altro da fare che aspettare a scia cicchetta, situazione che non favorisce l'essere virtuoso. Ora le ha cambiato tutto, l'aia medesima. Al posto di tormente secche e brutali che mai avevano ricevuto una volta, ora sciusciava una brigia dolce carica di profumi. Il murmuggio occupava quello dell'egua, o veniva giù dai cime delle montagne, o le vento da foresta. Per finì, cosa più sorprendente, ho sentito o veo murmuggio dell'egua che caseva in una vasca. Ho visto che avevano costruito una fontana e buttava tanta egua. Quello che più di tutto mi ha commosso, l'esteto vede che da rente che avevano cianto in tigio, foscia di 4 anni, già florido, simbolo non discutibile
della risurrezione. Quando penso che non solo, e questo semplici forze fisiche e morali, o l'esteto basta a far sortire dal deserto sto paese de Canaan, me pa che ad espeto di tutto, a condizione umana alle ammirevole. Ma se fasso conto di quanto che uscito di costanza in ta grandezza d'anima ed ostinazione, in ta generosità per arrivare a sto risultato, l'anima a me si impede un rispetto stramesuro per quello veggio paesano senza cultura, quell'esteto buon a portare a compimento un'opera degna del Signore. E da sentirlo in senese, tascada o che? Come dici? Per quello. Sta chi è anche un po' a dimostrazione che usenese non è solo una lingua per fare sedurie, perché magari a volte si pensa a sta cosa qui, parla senese, mi viene da rie, ma non è vera se per parlare di tante cose, è vera. Questa è a mia intenzione seria per quello che ho cominciato a tradurre in senese, con la convinzione che in senese si può tradurre, si può parlare di tutto. E conosciamo tutte le commedie e ne leviamo il capello perché ne hanno fatto conoscere in tutto il mondo le commedie. Però se ricordiamo che siamo stati per 700 anni in tutto il Mediterraneo, abbiamo fatto atti notarili, abbiamo fatto documenti, abbiamo prodotto libri quando si scrivevano a mano, tutto in senese, delese in senese. Il senese è la lingua del Mediterraneo. Ho fatto solo quello che già si è fatto in secoli in dare.